Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io compro siciliano live. Buon inizio mese di agosto. Eh sì, oggi primo di agosto iniziamo un nuovo mese da vivere insieme quotidianamente con questo appuntamento delle 12, sapete, tutti i giorni dal lunedì al sabato, ed oggi è proprio sabato, quindi siamo nel pieno weekend e come sempre apriremo con la nostra consueta rubrica del sabato, chiedimi pure, a cura di Davide Morici, esperto in turismo e spettacolo. Oggi parleremo proprio di spettacolo, parleremo di cultura, quanto è importante investire in cultura. E lo faremo tra l'altro anche alla luce degli ultimi accadimenti avvenuti proprio in questi giorni, sempre con Io Compro Siciliano. Lo faremo fra poco con Davide Morici e poi oggi andremo nell'ombelico della nostra meravigliosa Sicilia. Eh sì, proprio l'ombelico del mondo, perché andremo a Pergusa a conoscere, ma in realtà conoscere, voi conoscete già questa grande artista. Lei viaggia in tutto il mondo perché crea, lei crea, è una sand artist, lei crea con la sabbia delle opere d'arte meravigliose. In realtà è molto più di questo, lei è un'artista poliedrica, una persona veramente eccezionale da scoprire, e quindi rimanete con noi perché conoscerete meglio il mondo di Stefania Bruno. Noi iniziamo nel nostro consueto modo, che è grazie 249.362 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Mi dicevo poc'anzi che oggi inizieremo proprio con la rubrica Chiedimi pure, a cura di Davide Morici, e inizieremo un po' a parlare di come investire in cultura. Si è svolto proprio qualche giorno fa questo webinar organizzato da Milan Urban Food Policy. Sono state convocate 4 città, il primo appuntamento in Italia, sono state convocate 4 città a tutto porto per parlare proprio di territorio, di equilibrio tra ambiente, tra uomo, come rilanciare il territorio delle città bagnate dal mare. Sono 4 le città che sono state chiamate: Palermo, Livorno, Genova, Ancona, e da Palermo proprio Io Compro Siciliano è stato chiamato per la partecipazione a questo appuntamento molto importante. Davide Morici ha partecipato proprio a questo appuntamento, fra poco ci racconterà un po' quello che è stato questo intervento ufficiale, ma sapete, continuiamo a viaggiare, continuiamo a camminare velocemente, tanti bei risultati che condividiamo con voi. Io compro siciliano è questo lifestyle, questo stile di vita che ormai esprime appieno, sapete, identità, qualità e provenienza. Noi siamo pronti per iniziare anche quest'oggi il nostro appuntamento. Permettetemi come sempre di salutare Giuseppe Campo, salutare Celine Alcala. Buongiorno Celine, è una gentile ospite di Io Compro Siciliano, lei è sempre presente come pubblico ai nostri live. Avremo modo tra l'altro di conoscerla, lei vive tra la Francia e la Sicilia ed è un'attenta promotrice dell'attività culturale siciliana, per cui avremo modo di conoscere anche Céline. Poi abbiamo Fabio Mambo, ciao chef, buongiorno, con i suoi dolci meravigliosi. Ancora Fausta Intravaglia, anche lei frequenta i nostri live, è un'attrice siciliana doc, seguitela perché è veramente eccezionale. Buongiornissimo e buon fine settimana a tutti voi di Io Compro Siciliano. Ancora Sergio Pochini e a tutti gli amici che stanno seguendo il nostro live, ma anche i nostri video party. Bene signori, siamo pronti per iniziare. Abbiamo con noi per questo sabato, per la rubrica Chiedimi pure, il dottor Davide Morici.
Buongiorno, benvenuto, bentrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska e benvenuti a questo sabato, a questo appuntamento fisso ormai. Primo di agosto, tra l'altro, primo di agosto. Allora, io volevo fare un ringraziamento, c'è Giovanni Arena, buongiorno, c'è Amalia Lopinto, buongiorno, buon sabato, felice weekend a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e a chi lo diventerà. Ancora Antonio Virgadamo, buongiorno e buon agosto. Io volevo salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo e soprattutto dottor Morici. Io partirei da quello che è stato un importante appuntamento. Io compro siciliano, è stato convocato per questo webinar che si è svolto proprio qualche giorno fa. Solo 4 città per questo primo, solo 4 città a tutto porto presenti in questo primo appuntamento italiano. Ricordiamo un po' che anche il Milan Urban è un progetto molto importante e noi siamo fra gli operatori all'interno, tra l'altro a breve anche con il Milan Urban penseremo a instaurare quello che è un protocollo di intenti e mi piacerebbe con lei condividerne lo scopo, ma anche questa esperienza che si è svolta qualche giorno fa. Sì, il Milan Urban con cui dialoghiamo già da un mesetto e mezzo, li abbiamo avuti ospiti nella fase iniziale, proprio in quella fase in cui noi eravamo nati da poco come fenomeno social, ma crescevamo in maniera esponenziale. Li abbiamo conosciuti proprio attraverso il web perché la nostra esperienza ha rappresentato e rappresenta una delle più forti in Italia per quanto riguarda riqualificazione del territorio, partendo proprio dal territorio. Sappiamo benissimo che Io Compro Siciliano ha il fine di promuovere le imprese artigiane, l'artigianato a 360 gradi, ma anche tutto ciò che è turismo, ma il territorio, l'esperienza che parte proprio dal territorio, dal chilometro zero a 360 gradi. E per quanto riguarda il food, quindi noi promuoviamo quello che è il mangiare sano, e proprio questo ne è testimonianza il protocollo che abbiamo fatto con Slow Food Sicilia. E da là è nata questa sinergia perché il Milan Urban è proprio come filosofia, la filosofia, porta avanti la filosofia del mangiare sano. Ha unito 130 città, oggi sono 230, in Sicilia è rappresentato da 2 città, Palermo e Catania. In questo incontro, che è un primo incontro che unisce un po' un progetto legato alle città marinare, quindi ci saranno nei prossimi appuntamenti da settembre in poi anche le altre città, per arrivare a unire un po' quello che sono le esperienze. Ogni città bagnata dal mare ha la sua esperienza, ma la sua esperienza di legame tra il territorio e il mare. E nel caso particolare nostro, proprio perché noi portiamo avanti l'identità, quelle 3 parole, qualità, identità e provenienza, e attraverso l'identità di un territorio, l'identità di una tradizione, che può essere la tradizione di una festa popolare o di una tradizione ittica, da là partiamo per poi sviluppare quello che diventa indotto sotto forma di sviluppo del territorio, ma per far sì che tutto questo avvenga ci deve essere sempre quella scelta consapevole che diciamo sempre da parte del cittadino, e il cittadino per poter scegliere deve conoscere. Quindi siamo noi di Io Compro Siciliano, siamo convinti che dobbiamo sempre più promuovere quello che è l'identità affinché il cittadino possa avere quel senso di appartenenza sempre più forte, perché partendo da questo senso di appartenenza sicuramente si può arrivare alla scelta consapevole. È una delle esperienze che abbiamo raccontato, che poi fanno parte delle esperienze che con Cialoma, come altre volte detto, io rappresento la realtà Cialoma, che poi Cialoma è un termine siciliano, lo ricordiamo, è il canto dei pescatori della mattanza, è il canto, le voci, le preghiere, tutto quello che succedeva nelle muciare, cioè quindi durante proprio la battuta di pesca della mattanza del tonno. Shalom è una realtà che
porto avanti da oltre 20 anni e di cui tu anche ne fai parte, lo dico io. E da questa esperienza Cialoma, che poi è diventata anche Cialoma Eventi, abbiamo iniziato anche a rivalutare quello che sono determinate tradizioni della nostra terra. E mi piace ricordarne una, che è quella fatta a Vergine Maria, che è una borgata all'interno della città di Palermo, un'antica borgata marinara. Palermo aveva tre tonnare che rappresentavano e portavano avanti quella che era la pesca del tonno, una a Mondello, una a Vergine Maria e una all'Arenella, e questa in particolare, la tonnara a Bordonaro, che è al centro della borgata di Vergine Maria, rappresenta, cioè negli anni fino a 30 anni fa si festeggiava nella borgata la festa del pescatore. L'abbiamo recuperata attraverso studi, tradizione, collaborazione con l'università, col territorio, con la Proloco del territorio, quindi abbiamo fatto un lavoro a 360 gradi, l'abbiamo recuperata e l'abbiamo riproposta in forma di evento, ma che non sia un evento singolo, perché noi crediamo che gli eventi singoli devono essere l'inizio, ma non l'inizio e la fine. Ma questo vale anche quando andiamo a firmare un protocollo. Noi siamo sempre nell'ottica della realtà imprenditoriale, siamo una realtà che vuole costruire sopra un protocollo, che vuole costruire sopra un evento di recupero di una tradizione. Nel caso particolare di Vergine Maria abbiamo recuperato la vecchia festa, abbinandola anche al nome di Pescatore Fest, quindi formando e informando con tante attività, la gara di pesca, tra cui anche una delle particolari attività che era la gara, il palio delle lancitette, che mi permetto di dire ho proposto alle quattro città anche di studiare sopra questo palio delle lancitette. La lancitette è la vecchia barca dei pescatori, quindi ipotizzare un palio tra gli ultimi e anche quelli che oggi ancora portano avanti quello che è la pesca, l'indotto ittico, seppur ha avuto tante batoste e tante realtà sono venute a mancare. Quindi questo palio delle lancitette che era al centro, insieme alla gara del pescato, era al centro della festa. Quindi partire dalle nostre tradizioni per riqualificare, per rivalutarle, e quando si parla di rivalutazione si parla di rivalutazione a 360 gradi, perché se in una borgata che è stata un po' abbandonata oppure ha vissuto delle violenze, tra virgolette, che fanno parte di logiche che purtroppo in Sicilia prima c'erano e che per fortuna oggi se ne vedono pochissime e che combattiamo, sicuramente portare eventi, informare, formare affinché il cittadino di quella borgata possa riappropriarsi di un territorio e di un'identità legata anche al mare, è funzionale. Infatti, dopo questa esperienza del Pescatore Fest sono nate delle strutture ricettive e il piccolo pescatore rimasto, il figlio, quindi abbiniamo tradizione e innovazione, ha cominciato a portare avanti quello che è l'identità di un'attività nuova che può essere quella di un pescaturismo. Quindi si sviluppano tanti indotti. Quindi crediamo che partire dall'identità di un territorio e dalla tradizione sicuramente è una chiave di lettura per poter parlare di sviluppo. E soprattutto mi sembra che venga fuori quanto è importante sia partire dalla tradizione, questa tradizione che poi diventa innovazione, ma soprattutto che investire in cultura significa realmente far muovere l'economia di un paese. Lei, tra l'altro, Davide, è anche presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo, quindi parla anche con duplice veste, anche un po' dalla parte istituzionale, ma anche un po', come diceva adesso, grandissima esperienza nel corso dei decenni legata proprio allo spettacolo e alla conoscenza poi di una memoria, la memoria storica che deve essere fondamentale per una terra come la nostra, la Sicilia intera, che racconta dominazioni e dominazioni, e questo lo facciamo attraverso non solo la memoria delle nostre tradizioni che tramandiamo da generazione in generazione, e devo dire che nel numerosissimo popolo di Ocombro siciliano abbiamo veramente tante eccellenze che riguardano il tramandare la cultura, no? Abbiamo avuto ospiti anche nei nostri live le tre famiglie di pupari più importanti di Sicilia. Questo soltanto per dirne qualcuno, ma anche tutti coloro che portano avanti le antiche tradizioni legate al ricamo, legate a quello che riguarda le antiche ricette dei monasteri. Insomma, cerchiamo di portare avanti una grande identità, quello che voi dite spesso. Tra l'altro, io compro siciliano ha un grande senso non solo legato all'economia,
Davide, ma anche legato ad un senso sociale, perché così come spesso accade, Io Compro Siciliano diventa promotore di un messaggio sociale importante, la coscienza. Quando noi parliamo, per esempio, di rivalutare i territori con patti di intenti, di intendimenti firmati con i presidenti dei parchi naturalistici di Sicilia, questo ne è conferma. Così come ne conferma appunto il Milano Urban attraverso quello che poi è un attenzionare i prodotti a chilometro zero, l'equilibrio fra la natura e l'uomo. Quindi mi piace molto parlare non solo di quello che è l'aspetto economico ed imprenditoriale di Io Compro Siciliano, perché questo è diventato anche nel corso del tempo, è diventato proprio un progetto imprenditoriale, ma mi piace sottolineare molto quello che è l'aspetto sociale che sta avendo adesso una forte presenza, un forte valore. E mi sembra che voi tre fondatori, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, questo lo stiate facendo in maniera visibile. Assolutamente sì, e ripeto, hai menzionato i parchi, abbiamo iniziato a fare questi protocolli con il Parco delle Madonie, il Parco dei Nebrodi, ora faremo anche quello dell'Etna e anche Alcantara, nell'ottica, e anche vi leggo a quello che dicevo prima, che non sia un protocollo firmato, non faremo mai protocolli solo per firmarli, ma il nostro è un progetto legato e che punta allo sviluppo, ma quando si parla di sviluppo si parla pure di sociale. Tante novità daremo anche su quello che sarà ed è il nostro assetto come struttura di Io Compro Siciliano, dove la presenza del sociale sarà una presenza ufficiale. Ufficiale perché quando parliamo di stile di vita, cambiamento, riqualificazione, anche nei territori che abbiamo menzionato delle Madonie, dei Nebrodi, considerate che ci sono tante realtà che hanno bisogno di essere supportate, hanno bisogno di una visibilità, loro non hanno questa forza, hanno bisogno di avere i riferimenti giusti ed è quelli che vogliamo dare. E proprio per questo per noi il sociale è importantissimo. Quindi considera che poi si parla sempre più di riqualificazione di questi territori, quindi riqualificazione dei borghi, il valore dei borghi, la memoria delle borgate, come parlavamo con la di Vergine Maria, riqualificazione quindi di territori che sono ancora da vergini, cioè, quindi c'è tanto da fare attraverso il connubio tra innovazione e tradizione. Una delle cose che mi piace dire è che questo mese di agosto ci vedrà anche in giro, sempre più in giro, a conoscere, a raccontare le storie dei nostri artigiani, della nostra identità, dell'esperienza. Si sa che l'esperienza oggi è la chiave di lettura per tutto, è anche quella che deve fare la differenza, non deve essere il prezzo, ma la differenza o la competizione o la concorrenza deve essere sull'esperienza. È uno degli eventi che voglio anticipare come data, ma poi tutto il resto avrei modo di dirlo, è quello che faremo il 26 agosto a Taormina e quindi lo diciamo in anteprima, ma i particolari avremo modo di raccontarli. Quindi noi ci siamo, vogliamo sempre più diventare ed essere riferimento, ci mettiamo la faccia, ma la mettiamo anche col singolo artigiano, la mettiamo a ogni messaggio che ci arriva ogni giorno, a ogni realtà internazionale che sempre più ci sta coinvolgendo e sempre più vuole avere a che fare con noi, perché ha capito che oggi Io Compro Siciliano è riuscito a fare rete. Quella rete che tanto se ne sente parlare, ma fino a quando le cose non si fanno, si sa in questa terra, le cose non si potranno mai portare avanti. Oggi anche le istituzioni ci hanno dato fiducia e l'abbiamo visto e lo vedremo sempre di più. Noi vogliamo rimanere, vogliamo sempre più diventare riferimento, supporto, formazione, informazione e sociale per la nostra amata e bellissima terra. Ci sono dei messaggi che vorrei leggere e tra l'altro approfittare anche un po' di quello che lei adesso stava dicendo, perché parlava di sorprese. Noi oggi avremo una grande sorpresa per gli amici che stanno seguendo la nostra puntata, perché abbiamo con noi una grandissima artista piena di energia, di forza. Lei è veramente straordinaria, fra poco ve la presenteremo ed è la meravigliosa Stefania Bruno. E a proposito di appuntamenti, vogliamo anche dire che lunedì, sempre parlando di artisti, di personaggi particolari, avremo con noi Davide. Lo dico io, Avremo lo con dici tu. noi, sì. Un'esclusiva internazionale. Avremo il grande, perché è veramente grande e lo ha dimostrato e lo dimostra,
Alviero Martini. Alviero Quindi Martini lunedì sarà con noi, sarà ospite al nostro live, quindi sono de- veramente felice che tanti personaggi così importanti siano con noi ancora di più a dare testimonianza. Tra l'altro mi è piaciuto Davide, poi andiamo subito a introdurre la nostra ospite. Qualche tempo fa, proprio quando eravamo forse ancora nel primo mesetto e mezzo in cui avevamo iniziato questo percorso insieme a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, proprio Alviero Martini aveva rilasciato un'intervista molto importante. In questa intervista ha rilasciato queste frasi dicendo c'è una realtà siciliana che qui a Milano rimbomba nelle nostre orecchie perché c'è qualcuno che lì giù sta facendo qualcosa di bello e quindi ma sarà modo infatti, anche per parlarne lunedì. ma Leggo infatti qualche messaggio. dicevo, Sì? è a seguito proprio di questa dichiarazione perché lui parlava della Sicilia, ripartenza, voglio tornare in Sicilia e in questi giorni è in Sicilia, in giro in Sicilia, che noi insomma ci siamo conosciuti, lui ha parlato di noi, ha notato la nostra realtà e ci eravamo promessi di averlo ospite e così anche perché Io Compro Siciliano nella sua progettualità immediata la moda riveste un tassello importante e non voglio dire altro, quindi lo abbiamo ripetuto più volte, ma non voglio dire altro, quindi crediamo in Tante questa terra. sorprese. Tante sorprese. Allora, ci sono dei messaggi da parte di Io Compro Siciliano, buongiorno Sicilia. Visto che è scritto con Io Compro Siciliano, penso che sia O di Giuseppe Giorgiani o di Francesco Caravello. Buongiorno, buongiorno e complimenti per tutto quello che state facendo. Ancora Vincenzo Piazza, ciao Vincenzo, grazie per i complimenti. Il Faraone Palermo scrive buongiorno carissima e splendida Katiuska, buongiorno anche a te, grande ideatore del nostro bellissimo e validissimo Io Compro Siciliano. Ciao caro amico e grazie sempre per i tuoi messaggi. Selina Alcala scrive la memoria della Sicilia contiene grande parte della memoria del mondo. Ti ricordo che Céline, tra l'altro, è una guida internazionale, quindi grazie per queste parole. Céline, ancora Lidia Prestana, buongiorno, di giorno in giorno, sempre più Io Compro Siciliano. Ancora saluti a Giovanni Cavallaro, a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta, anche attraverso i nostri video party. Bene signori, io a questo punto sono felice di presentare una donna eccezionale, un artista eccezionale. Abbiamo in questo 1° agosto con noi la grande Stefania Bruno. Mamma mia, che presentazione! Grazie Katinka, ciao Davide, ciao Ciao ragazzi, che bello Stefania, essere con ciao. voi. Buongiorno, benvenuta e bentrovata. Allora, Stefania è proprio quello che vedete. Lei oggi si trova in un luogo magico. Noi durante le prove tecniche sentivamo le cicale, vedevamo dietro di lei quest'albero, una chiesetta alle sue spalle. È proprio in una parte della Sicilia meravigliosa, eccola là, la intravediamo. E lei è un po' così, è proprio un po' il canto delle nostre cicale, è il suono del nostro vento, è il sorriso della Sicilia, Stefania. Grazie Katiuska, troppo buona. Mi trovo esattamente a Pergusa, nonché, insomma, per la storia, la mitologia greca, il luogo dove si dice sia stata rapita Proserpina. E ancora riecheggia il famoso Core, che era il nome appunto con la quale veniva chiamata dalla madre. Non venivo in questo posto da un sacco di anni. Io ho una campagna qui vicino e quindi niente, volevo trovare la mia oasi di pace e sono stata attirata da questi gradini. Senti Stefania, allora io comincerei da te. Tu sei una donna veramente molto particolare, un artista molto particolare. Chi è venuto ad assistere ai tuoi spettacoli sa di cosa parlo, vale a dire questa magia che viene fuori, questa forza energetica che viene fuori dalle tue creazioni. Tu sei un'artista poliedrica, ma sei una scent artist e in te c'è tanto racconto, c'è tanta interiorità e mi piacerebbe partire dalla tua storia. Wow, domanda
dove a un certo punto vi dico che mi si spegne da qui, basta schiacciare questo tastino, io mi fermo. Scherzo. Allora, intanto a proposito di Io compro siciliano, dico che io uso solo sabbia siciliana. In particolare uso la sabbia del mare di Enna, per chi non lo sapesse, che è una sabbia rarissima che non si trova in giro facilmente. In realtà è una sabbia che faccio proprio io, con le mie mani. Mi piace creare una formula alchemica con determinate porzioni di alcune cose che non posso svelare. La mia... Stefania, ferma, prima ancora, guarda, ci sono dei messaggi che arrivano a raffica per te, per cui te li Ah, devo assolutamente leggere. Allora, c'è Mauro Todaro che manda certo, fuori, mitica, una ambasciatrice del del sorriso, sorriso, del baci, gogol, bentornata, ma donna certo. eccezionale Stefania Bruno. Quindi, cioè, Non sono tutti vorrei, messaggi non vorrei come... avessimo tutte queste esclusive. Siamo riusciti a portare a Stefania in live, non la vedevano da tanto. A Stefania nella chiesetta dove non andava da tanto tempo. Io compro Magari viene siciliano, qualcuno qui. è Tanto tanto. sì, volevo salutare Mauro e farvelo conoscere, il ragazzo eccezionale che ha promosso l'iniziativa del Gogol. Saprete presto di cosa si parla. Comunque c'entra molto l'ottimismo, il sorriso, che sono gli elementi vincenti per Ti dobbiamo sconfiggere. confessare una cosa, che noi in realtà abbiamo già immaginato di intervistarlo perché avevamo già spiato, sai, quindi però non lo diciamo a lui, Va non lo bene, diciamo. Mauro, niente. Ok. Allora, torniamo alla domanda. Io inizio grazie a una bambina che voglio citare con grande gioia. Si chiama Ludovica, ne parlo al presente anche se non c'è più, Ludovica Gammino, che ho conosciuto in forma spirituale, ecco, diciamo così, parecchi anni fa, più di 15, grazie al nostro amico comune Maurizio Midulla, che salutiamo, che mi chiamò un giorno, così come traendo il numero magico da un cilindro, dicendomi che aveva bisogno di una pittrice. E siccome il mio vero nome è La Pittrice, e lo pseudonimo è Stefania Bruno, tutto era nella norma. Mi chiamò, mi chiese di realizzare un dipinto per questa bambina che ci ha lasciati a soli 6 anni a causa di un neuroblastoma, e da lì è iniziata la mia avventura, perché poi la famiglia di Ludovica, cioè Pippo e Rosa, mi hanno coinvolta negli anni seguenti in questo spettacolo meraviglioso che organizzavano e organizzano ogni anno insieme per la vita, ricordando E Ludovica. quest'anno E ci siamo proprio incontrate lì, Stefania, no? Ci esatto, siamo dove spesso, incontrate. esatto, ho avuto la fortuna e l'onore di essere presentata da te, e quindi ho iniziato a fare questa cosa che diciamo mi ha dato il là, e da lì non avrei mai immaginato, veramente mai, che poteva succedere tutto quello che di bello mi è successo, è veramente tanto. Io mi sveglio in modalità ringraziamento al mattino perché è la modalità giusta per essere contenti e felici, perché se ci fermiamo un attimo a pensare, se dobbiamo trovare un motivo per ringraziare, in automatico devi selezionare e fare una lista delle cose belle che hai, che altrimenti daresti per scontato. Quindi per me questo è un'ulteriore prova che la vita è bella anche quando si pensa che non sia così. Senti, a noi piace moltissimo, Stefania, vedere una grande artista, perché tu sei realmente una grande artista, sei stata presente in grandi palcoscenici, non solo d'Italia ma del mondo, hai fatto tante cose, hai partecipato a tanti importanti programmi televisivi, su reti appunto nazionali. Stefania nel suo curriculum ha veramente tanto. Mi piace vedere in questa artista una donna semplice e che racconta poi nella semplicità i valori della vita. Mi piace oggi raccontare di Stefania. Io tra l'altro invito tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano, ripeto, sicuramente la conoscete perché lei è un volto noto, però andate a cercare tutti i lavori strepitosi di Stefania perché merita. Senti Stefania,
Ma invece mi piacerebbe che venisse fuori, ed ecco qua che io compro siciliano prende da braccia gli ospiti che partecipano ai nostri live. E qui c'entra anche Davide Monici. Beh, Davide Monici. Stefania è una grande artista. Perdonami, Katiuska, se ti blocco un attimo perché poi magari mi sfugge. Proprio con Davide, e cogliamo l'occasione per salutare Ruggero Mascellino, io ho avuto il mio battesimo al Teatro Massimo di Palermo, luogo che non ha bisogno di presentazioni, che anche lì, insomma, ho avuto il piacere di calcare quel palco per ben 10 volte dopo l'esperienza con Ruggero, e spero veramente di tornare perché il pubblico e il palcoscenico mi mancano moltissimo. E ne approfittiamo per salutare anche Ruggero Mascellino, è un grande artista, un grande musicista, un grande compositore. Abbiamo avuto tra l'altro modo con Davide di utilizzare spesso non solo le sue musiche per la realizzazione di grandi spettacoli, ma poi abbiamo anche avuto l'onore di averlo spesso in grandi eventi, quindi capisco bene quello che dici, ma io a questo punto volevo un attimino prendere, come dire, un po' la figura istituzionale di Davide Morici e la figura artistica di Stefania Bruno per dire ad entrambi, beh, io compro siciliano, sentite, abbiamo anche la benedizione, quindi siamo a posto. Campane a festa. Allora, visto che abbiamo anche le campane a festa, cosa ne pensate? Visto che io compro siciliano, è incubatore di impresa, promozione di territorio, promozione di impegno sociale, ma se in questi, diciamo, eventi immaginassimo di avere anche nelle nostre collaborazioni future anche un artista del calibro di Stefania Bruno, Davide Morici. Ma assolutamente è un onore, perché ti ho detto, chi non conosce, la cosa bella di Stefania, e lo dico nel senso più bello che possa esistere, è che lei è un'unione tra lei e la sua arte. La gente conosce al 100% sicuro Stefania artista, conosce le sue mani, conosce la sua sabbia, conosce i colori di quello che fa e l'emozione. Abbiamo accennato a quell'evento del Teatro Massimo, che poi è stato l'inizio, ne abbiamo fatti diversi in giro per la Sicilia, ma la musica che trasmette tanto, e si dice la musica è la migliore medicina dell'anima, abbinata alla sabbia, le mani che Stefania, fai vedere le mani, perché onestamente lei ha delle mani che quando lavora sono poesia, arte, disegno, emozione, realmente sono delle mani semplici. A proposito delle mani, è una cosa che mi piace sempre raccontare quando esce fuori qual è poi il mio strumento, appunto sono le mani. Le mani, la musica per me è colonna sonora della mia vita, nel senso penso che sia veramente il respiro di Dio, la musica. Se esiste Dio si esprime in musica, sicuramente. E tutto è scandito da un ritmo e dalla musica, anche il nostro battito del cuore. Le mani, io non so ballare, danzo con le mani, che sono il mio strumento, ma le mani sono le antenne del cuore. Ho conosciuto una dottoressa che mi ha svelato questo aneddoto, studia embriologia, e mi ha detto che secondo l'embriologia, quando nel feto si viene individuato il cuore, il primo elemento che si stacca dal cuore sono proprio le mani, come due antenne. E quindi questo cosa vuol dire? Che c'è un filo sottile, una connessione poi perenne per tutto il resto della tua vita che unisce il cuore direttamente alle mani. Ora, per chi fa quello che faccio io, sentire questa storia mi fa capire che appunto tutto parte dal cuore e attraverso le mani arriva al cuore degli altri. E mi ha detto pure che queste antennine, mano a mano che nascono e crescono, si avvinghiano al cuore, e ognuno di noi ha una forma precisa, palmare, dovuta proprio alla conformazione del cuore, che è una cosa
secondo me, di un bello che crea unicità in ognuno di noi, no? E niente, lo volevo dire. E comunque Da queste parole. in quell'occasione del Teatro Massimo, quella come tutte le occasioni in cui l'abbiamo vista, con cui abbiamo collaborato, oppure è stata coinvolta, insomma, in tutte le occasioni che ci hanno unito, Bello. ma quella in particolare, quest'unione, ha fatto sì che energia, e di energia ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo Si bisogno, crea non poi devo- qualcuno. Sì, 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 sì. E devo dire che fa parte anche di quel lato sociale di Io Compro Siciliano, perché in un secondo pensi alle mani, ma pensi anche alle mani dell'artigiano che deve andare a realizzare quel prodotto che poi venderà, che ancora oggi, specialmente nelle realtà come nei parchi, abbiamo vissuto domenica scorsa un'esperienza con un artigiano pasticcere, ma unica. Quindi immaginati l'unione, le mani di Stefania, unione delle nostre mani, le mani della Sicilia. e da Bellissimo, lì veramente ecco bello. che si dice parlare col cuore in mano, o Mm. quando si dice che un artigiano, un artista è chi lavora col cuore, non solo con le mani ma anche col cuore. Probabilmente viene da questo. Ho scoperto allora perché si dice che i siciliani hanno questa gestualità Sì, pronunciata. Hai sì, visto? Quindi sì. perché noi il cuore lo diamo, quindi Quindi l'abbiamo in diventa un mano. valore aggiunto. Diventa un Sì. valore aggiunto la gestualità, no? Perché è come se al cuore non bastassero le parole, le mani, ma anche il movimento dato dalle dita. Bellissimo. Niente. Quindi pensa poter raccontare qualcosa con le mani, che gran privilegio che è. O forse soltanto per compensare E qualcos'altro. allora, scusate, a proposito di mani, aspettate un attimo, devo leggere una cosa. Dice Mauro Todaro, amore, passione e determinazione, quelle di Stefania. Ancora Patrizia Cellini, nostra moderatrice. Patrizia dice grazie Stefania per le tue parole, per le emozioni che susciti con la tua arte. Ancora il Faraone Palermo, chi non conosce Stefania è proprio fuori, è una grande artista. Chiara Seidita, buongiorno carissimi, siete energia e sviluppo e tanto altro. Complimenti all'arte Made in Sicily che rappresenta orgoglio e condivisione allo stesso tempo. Bravi. E grazie sempre Grazie. anche a Chiara per i suoi interventi sempre perfetti. Bene, allora a proposito di mani, io vorrei augurare un inizio mese bellissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ringraziare come sempre i tre founder, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani, Francesco Caravello, per tutto l'impegno messo in questo progetto che ha veramente, oltre che un progetto imprenditoriale importante, forte e reale, ma grande cuore, così come adesso la nostra straordinaria artista ci stava dicendo e ci stava raccontando. A questo punto io con le mani dico venite per favore un po' più avanti. Stefania, Davide, potrei chiedere per favore di avvicinarvi? Perfetto. Adesso, prima di lasciarvi per il weekend, vorrei raccomandare ai nostri amici alle 14:30 puntualissimi davanti al telefonino, al computer, allo smartphone, fate quello che volete, ma alle 14:30 abbiamo un appuntamento meraviglioso con Alessia Smile and Food, ambasciatrice della cucina siciliana del mondo, con Io Compro Siciliano Chef. Ricette da leccarsi i baffi per conoscere sempre meglio il territorio e i suoi prodotti. Alle 18, mica finisce qui, non vi lasciamo da soli, c'è Aperitivo Social con Francesco Caravello, il mitico Francesco Caravello. Ed ora, per trascorrere un weekend di successo, di tranquillità, di divertimento, tutto quello che volete, dovete ripetere con me tutti. Io 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 compro 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 siciliano. 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 Ci piace, questa è la Sicilia che Riusciremo, ci piace. Katiuska, sono convinto riuscirai a farlo dire ai più grandi del mondo questo Io Compro Siciliano. Ormai è diventato un tormentone, un bellissimo tormentone.
Virale, ragazzi. virale. Io compro Virale. siciliano, ringraziamo Davide Morici, ringraziamo la nostra speciale ospite di oggi che è Stefania Bruno. Con me vi do Presto. appuntamento a lunedì con Alviero Martini, grande protagonista ospite a Io compro siciliano live. Katiuska, prima di chiudere, volevo soltanto ringraziare anche personalmente Stefania perché l'artista deve essere artista e ci sono tantissimi artisti bravissimi in scena, sono unici, non esistono. Poi esiste anche l'artista, e quello non succede magari in tutti, ma comunque che ha anche tanto altro fuori dalla scena, che poi alla fine è tutto un insieme. Stefania è una gran bella persona, quindi la ringrazio veramente per essere stata con noi e mi impegno di unire le sue mani o di inserirle, di intersecarle nei nostri progetti di Io compro siciliano. Creiamo sinergia e compriamo siciliano. Assolutamente. Stefania, fuori le mani, fuori le mani. Morici, fuori le mani, per favore. Fuori le mani. Questo non c'era. Questo è un fuori programma, mi raccomando, facciamolo con il cuore. Ciao, arrivederci, buon weekend. Ciao, 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 ciao.